Stiamo finendo di fare le pulizie perché c'è sempre troppa polvere, no? Stiamo aspettando che questa polvere scenda, questo polverone passi per capire qualcosa in più e poi dopo appunto le pulizie più particolari, togli qua, togli là e vediamo che cosa resta. Ah, che fatica fare la rassegna stampa, ragazzi, ma anche oggi siamo qui. Buongiorno, buongiorno, 7:31, il Semmi Varinuno insieme a voi anche quest'oggi. Siamo arrivati a giovedì 6 marzo 2025, ragazzi miei, Adesso c'è la festa della donna, poi inizia la primavera e poi arriva l'estate, cioè vola. Vola questo tempo e soprattutto succedono un fracco di cose, troppe cose. E vi siete accorti che da quando è arrivato Trump ne succedono di tutti i colori e noi che l'avevamo previsto, La nostra astrologa Deborah Bellotti, signora delle stelle, signori, la più richiesta in questo periodo. Ieri ce l'abbiamo avuta ospite, cercate la trasmissione Magna Magna di ieri, mercoledì, perché insomma ci ha fatto delle previsioni. Cioè, sta cambiando completamente il mondo e noi lì con la bocca aperta. Buona colazione se avete la bocca aperta. Buongiorno da Sammy Varina, chi sta guidando ci ascolta in tutta Italia nella banda DAB della propria autoradio. Buongiorno chi ci segue sul canale 252 in tutta Italia, anche in video. Oh, non è che vi perdiate molto se non avete il video, però adesso ci sono i titoli dei quotidiani in diretta tra pochissimo. Buongiorno a chi ci ascolta sul sito radiolibertà.net, dove c'è anche la possibilità di guardarci e di guardare le ultime notizie, visto che la nostra è una radio, è una televisione, ma è anche un sito di controinformazione bello bello potente. Grazie anche a chi ne approfitta per curiosare e clicca abbonati, sostienici e dà una mano a Radio Libertà che campa anche al vostro aiuto, grazie al vostro quotidiano no, ma una volta al mese un 5 euro per dire Sammy Varin, buongiorno, ti sento dal 1983 quando parlavi a Teleradio Lidi, ti ricordi? Cacchio se mi ricordo, ragazzi, mi mandavano come inviato nelle spiagge mi piaceva molto questa cosa. Avevo un filo del microfono lunghissimo, praticamente uscivo dalla radio, scendevo giù in spiaggia, Teleradio Lidi, Lido degli Estensi, scendevo in spiaggia e intervistavo le ragazzine che prendevano il sole in topless. Era interessante, devo dire, culturalmente interessante e soprattutto questo filo lungo, e per i radiomicrofoni non esistevano ancora, 1983, oh, cosa pensi? Sì, buongiorno, dimenticavo che sto per partire, anzi è già partita la rassegna stampa e quindi sì, diamo un'occhiata ai quotidiani? No, prima c'è ANSA, chi c'è? Ancora la Schlein? Ma è qua da ieri, Ancora sulle scale la Schlein che vuole essere intervistata perché cominciamo ad andare d'accordo sul nuovo contingente, il riarmo nazionale, il piano di difesa europeo. Lasciala lì, offrigli un caffè padano anche oggi, poi prima o poi la sento. Oggi c'è il senatore Claudio Borghi alle 11. Sì, me lo avete richiesto tantissimo. Martedì ci ha dato solo un assaggino perché aveva poco tempo. Oggi alle 11 nel Qui Parlamento in diretta Claudio Borghi Aquilini su questa storia del piano di riarmo nazionale che è su tutti i giornali. Fatemi vedere l'agenzia ANSA che ansia. Putin preoccupa l'Europa. Oggi vertice del Consiglio UE. Te capì come ci hanno liquidati? Siamo preoccupati. Preoccupato? Ma senti, io finora non mi sono mica mai preoccupato per Putin. Adesso Putin di colpo preoccupa l'Europa. Ma perché? Ve lo devo dire io. Perché l'America ha fatto capire che potrebbe uscire dalla NATO e se esce dalla NATO noi rimaniamo sguarniti dell'ombrello americano. Tranquilli, c'è quello francese, adesso ve ne parlo. Putin preoccupa l'Europa, oggi vertice del Consiglio UE. Sul tavolo anche 150 miliardi di prestiti e l'invio di peacekeeper.
Oh, Simone, buongiorno. Con quell'antenna, io ti vedo a fare il peacekeeper, secondo me. Prendi lontano con quell'antenna sul tetto che hai, assolutamente sì. Macron offre l'ombrello nucleare. Vuoi comprare? Ombrello? Oh, ombrello nucleare, vuoi comprare? Io poi prendo. Ma no, ma ce lo vende o ce lo regala? Adesso mettiamo un attimo. Non si sa, però ce lo offre, e questa cosa che a me è sempre stato antipaticissimo Macron, però sta roba che mi offre un ombrello che di questi tempi serve sempre, poi addirittura è nucleare. Ma ce l'avete mai avuto voi, cazzo, un ombrello nucleare che quando esci dalla metropolitana lo puoi urlare ombrello nucleare, tutti si girano. Chi crede che la Russia si fermerà all'Ucraina? Questa è la frasettina di Macron, che porta una sfiga della miseria. Trump taglia anche l'intelligence a Kiev, ma riparte il dialogo. Ecco, la rassegna stampa è finita, andate in pace, perché no, questa è solo l'apertura dell'ansia, signori. Ah, che ansia. Andiamo su Repubblica. Governo diviso su Riarmo, frena anche Giorgetti. Ecco, questa roba che Giorgetti frena ha colpito molto. Sarà che quello che decide appunto se si può spendere oppure no. E signori, il fatto che freni Giorgetti direi che l'abbiamo scampata. No! Oggi la Meloni va al Consiglio europeo. Hanno parlato tutti in queste ore. L'unica che non ha parlato parlerà oggi. Cosa dirà la Meloni nel Consiglio UE a proposito di questo piano di riarmo nazionale, piano di difesa europeo? E del sotterfugio che la von der Mayen, like arriva dal mar, vorrebbe tirar dentro, nel senso che un'emergenza, e allora salta il voto dell'Europarlamento e ci ficca dentro sta roba che dobbiamo farci l'esercito. Attenzione, io lo sto traducendo in termini molto facili perché questa è una rassegna stampa popolare, popolana, perché popolare mi sa di radio popolare. Popolana, non c'è una radio popolana, non c'è. Per cui questa è Radio Popolana in questo momento. Io traduco la rassegna stampa per chi odia la politica, per chi se ne frega di tutto ma vuole capire un attimino cosa sta succedendo. C'è Sammy Varin ogni mattina dalle 7.30 alle 9.30. Cosa ti fai? Lo spot, sei già in onda, cosa ricordi? Ma anche in replica la sera dalle 20 alle 21. Questo non lo sapevi, ascoltatore, che guardi la radio come per dire ma mi vede? Certo, vedo tutto da quassù. Con l'antenna di Simone sulla crapa. Non ho mai provato l'emozione, davvero, di avere i capelli così lunghi che io ci faccio tutta una cosina e plit, mi viene fuori l'antenna sopra il testone. Le stazionarie come vanno? Quando ero CB e c'era il problema delle stazionarie, poi che la lunghezza dell'antenna. Vabbè, sto tergiversando, ho acceso il tergicristallo, però Repubblica, ve l'ho già detto come apre. Sì, governo diviso su Riarmo, frena anche Giorgetti, è lite tra i vice premier, ma questa non è una novità, signori, ma è normale, siamo due vice premier, è logico che non andiamo d'accordo, ma scusa. Dai, lasciatemi scherzare. Il Corriere, riarmo europeo, il governo frena, ma uguale. Le richieste di Meloni sulle condizioni delle spese militari. Cioè, proprio le aperture con lo stampino abbiamo stamattina. Ma c'è Macron che lancia il vertice per la forza di pace. Minaccia russa, è folle restare spettatori. Quindi non facciamoli spettatori, vediamo cosa ci offre Macron. E l'ombrello, ombrello, tra poco, tra ve ne parlo. Sì, dai, voliamo da un quotidiano all'altro, ma velocemente. Facciamo una sveltina dei quotidiani perché alla fine la melassa è questa. Corriere. Riarmo europeo, il governo frena. Questi sono i cartacei, non sono più i siti internet. Macron, scudo nucleare, la nuova Repubblica, ragazzi, è uscita bella nuova, tutta €2,50. Mamma mia, la stampa! Macron, UE, difesa atomica, signori. Il resto del Carlino, Giorgetti boccia riarmo UE, frettoloso. Il Fatto Quotidiano, è morto il Salva Milano, l'hanno scritto gli
gli indagati. Il Messaggero, difesa UE, i paletti di Meloni. La Verità, l'imbroglio dietro le armi di Ursula. Proprio qui il fatto che Ursula voglia far passare questo piano di riarmo europeo è come un'emergenza, perché c'è paura. Chi ha paura della Russia? Chi ha paura? Il Giornale, soldi per le armi. Giorgetti frena. Libero. Cosa vuole il presidente? Ecco il piano di Trump, ma in centropagina naturalmente anche il PD affossa Salva Milano, miliardi in fumo, tra poco ne parliamo. Il Tempo, fuori gioco. Il Sole 24 Ore, il Bond mette il turbo ai rendimenti. Domani Macron, Putin minaccia l'Europa, fondi USAID, la Corte boccia Trump, ma anche tangenti e urbanistica è il sistema Milano. Il Manifesto, i suoi soliti titoli goliardici che fanno pensare, il tiratore franco. E c'è la faccia di Macron. L'Unità, Giorgetti scarica Tajani e Meloni, il riarmo di von der Leyen è illogico. Giorgetti, l'uomo del giorno. I love you, Giorgetti. Il Riformista, a un passo dal caos. L'accordo Trump-Putin potrebbe sancire la pace, la fine... sancire la fine della pace. Minniti, no? Che sono rimasto, ogni tanto lo resuscitano. Minniti, ora Stati Uniti d'Europa o Stati nazionali deboli. Guarda che va bene, Stati Uniti d'Europa, va bene, sto Minniti, ma che entri nella Lega. Il Gazzettino, difesa UE, i dubbi di Meloni. Il Mattino, difesa UE, il piano di Meloni, che nessuno sa e non si sa ancora cosa voglia fare. Attenzione ad Avvenire, armati e spaccati. Il Secolo XIX, allegria, lettera del Papa sulla morte. Il Dubbio, lo show di Trump senza nessun freno e senza oppositori. L'Identità, l'ANM ha rotto le coccarde. Il Secolo d'Italia, l'ora della giustizia. Meloni riceve l'ANM, sì al dialogo, ma la riforma va avanti. Leggo dall'Unione Europea a Kiev, Trump contro tutti. La notizia, niente voto sul piano di riarmo UE, von der Leyen teme la bocciatura e fugge dal Parlamento europeo. Te capì? L'opinione delle libertà, l'America è tornata. L'altra voce, il quotidiano nazionale, Merz e Macron, scatto dell'Unione Europea. Devo andare avanti? No, dai, tuffiamoci nei giornaloni di quest'oggi, ricordando a voi ascoltatori che sono le 7:43 e mentre vi fate belli prima di uscire di casa potete tranquillamente inviarmi un messaggio. Sì, non con la vostra faccia mentre vi fate belli o se volete, ma aggiungeteci anche un commento alle notizie che sto per leggervi. Inviate un WhatsApp al 340 67 09659, questo è il numero di Radio Libertà e mi appare ping subito qua il vostro messaggio e io tra un quarto d'ora alle 8 comincio poi a leggere i vostri WhatsApp. Tranquilli, se tra un quarto d'ora ve ne dovete già andare perché siete già pronti per entrare in ufficio o avete i cacchi vostri, tranquilli, questa rassegna stampa va in replica questa sera dalle 20 alle 21, per cui sono quasi le 8, questa sera saranno le 20:30, alle 20:30 io rileggerò il vostro messaggio che mi state inviando adesso. Non è proprio subitanea la cosa da capire, ma se ci sono arrivato io. Avvenire, signori, bel titolo, dice tutto, armati e spaccati. Da oggi il vertice dell'Unione Europea, mentre il presidente USA rilancia a modo suo il sogno americano. L'Europa divisa sul piano di riarmo. In Italia contrari Lega con Giorgetti, PD e sinistra.
PD non mi sembra tutto, Zelensky cerca la pace con Trump che vuole la Groenlandia e Marte. Bello come lo mette lì, voglia la Groenlandia e Marte. Macron fa il leader e insomma questi di Avvenire cominciano ad alzare la cresta, erano tutti tranquilli, preghiamo insieme, diciamo, orco cane. Leggiamo l'articolo in prima pagina. Oggi i leader europei si confrontano al Consiglio nazionale, a consiglio convocato a Bruxelles con Zelensky, e sul piano Riarmeu da 800 miliardi crescono le fratture nello stesso governo Meloni, con la bocciatura secca del ministro dell'economia, piano senza logica, ha detto Giorgetti, sulla scia del vice premier Salvini che dice la Lega non ha un prezzo. Nel PD Gentiloni, corregge Schlein, quindi all'interno del PD non è che siamo proprio tutti d'accordo. Il capo dell'Eliseo offre la protezione nucleare francese contro Putin, ma irrita Roma con l'annuncio di un summit militare e l'idea di soldati di pace. Oh, soldati di pace, come quelli dell'ONU che stanno lì a guardare i missili che li passano sopra e scappano nel bunker per paura. L'idea di soldati di pace da schierare dopo un'intesa. Oh, sono proprio loro. Intanto Trump non allenta il pressing su Kiev e dopo le armi interrompe anche i servizi di intelligence per portare l'Ucraina ad accettare l'accordo di pace, e Zelensky concorda con gli USA per finire la guerra. Nel discorso sullo Stato dell'Unione il presidente Tycoon rilancia le altre ambizioni. Così quest'oggi il quotidiano Avvenire, che parla anche di quello che si sta facendo, come si sta lavorando sul suicidio assistito, una base per la legge con 5 criteri, e spunta l'ipotesi di un esimente alla punibilità solo dopo il ricorso alle cure palliative. Parlano difficili sti preti, adesso un esimente a chi? Svolta ma con cautela, scrive Roberta D'Angelo. Sono sempre ancora sul quotidiano. Sì, è lui, Avvenire. Nel comitato ristretto delle commissioni affari sociali e giustizia del Senato, i relatori del DDL Zullo di Fratelli d'Italia, Zanettin di Forza Italia hanno messo a punto una bozza sul fine vita per arrivare alla legge secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, per evitare che le regioni procedano in ordine sparso. La vera novità è che ai 4 criteri indicati dalla consulta se ne aggiunge un quinto che consente la non punibilità del suicidio assistito esclusivamente se il paziente già inserito nel percorso delle cure palliative. Eccolo qua, è l'esimente. Voi lo citate spesso questo esimente. Qui, esimente. Mi sento un po' esimente stamattina. Vado sul Corriere, già, scrivete ragazzi, whatsappatemi 340 6709 659, soprattutto voi nuovi ascoltatori che per caso avete trovato Radio Libertà girando tra i canali TV, siamo sul 252, quindi una volta sbaglia, schiaccia un po' di canali insieme, ping, viene fuori Radio Libertà. Che radio sarà? Che tele mai è? Siamo noi, quello che diciamo noi raramente si dice dalle altre parti, ma soprattutto noi vi facciamo commentare ciò che accade. Basta inviare un messaggio al 340 6709 659. Riarmo europeo, il governo frena, dicevamo, è titolo principale del Corriere della Sera, che costa soltanto euro. Quanto costa? Sto cercando il prezzo. 1,50 euro. Mica 2,50 euro come, ma c'è dentro di tutto, signori, C'è anche dentro un ombrellino nucleare che gonfiabile che ti protegge. Mattarella contro i dazi, Marzio Breda, richiamo in prima pagina, i mercati aperti, garanzia per la pace. I contraccolpi per gli USA, i dati della Federal Reserve, è una previsione del prodotto interno lordo degli Stati Uniti che crolla. Il Papa che è stabile, nessuna crisi, l'omelia dedicata alla morte, ma naturalmente in prima pagina sul Corriere anche l'edilizia. Un arresto
Sala rinuncia al Salva Milano. Inchiesta sull'urbanistica, le frasi shock, ai domiciliari per corruzione l'ex dirigente comunale Oggioni. Nelle intercettazioni contatti con i politici Foti, Lupi e Morelli. Il sindaco Sala rinuncia al disegno di legge Salva Milano. Chiaramente si tratta di pura interlocuzione con questi personaggi politici, Foti, Lupi e Morelli, che conosciamo benissimo, ma vediamo poi all'interno. L'ANM l'incontro. Chiediamo rispetto, toghe Meloni, resta la distanza, riforma avanti, faccia a faccia di 2 ore a Palazzo Chigi tra le toghe e la Premier. La riforma va avanti, fa sapere il governo, ora ciascuno per la sua strada. Il commento di Parodi, presidente ANM. Naturalmente in prima pagina sul Corriere anche l'addio a Bruno Pizzul, la voce garbata del calcio. Ma che interessa a me è il caffè di Massimo Gramellini. L'avrete già visto se avete i social, Instagram, Facebook, eccetera. In questi giorni sbuca un commento sulla musica di oggi di tale Elio delle Storie Tese. E infatti il caffè di Massimo Gramellini titola Elio sì, Elio no. Con il virgolettato, la musica di oggi non è peggiore di quella di prima. La musica di oggi non esiste. Così parlò Elio delle Storie Tese e nel leggere la sua intervista al Giorno mi sono sentito finalmente compreso o vendicato da uno che di musica ne capisce molto più di me, perché coi vecchi amici con cui ho bazzicato stadi e palazzetti a seguito dei vari Genesis, David Bowie, Ramones, no, adesso non fare l'Antonino Danna della situazione, Varine, Dalla De Gregori, i Police, si finisce spesso per manifestare sgomento di fronte ai testi impoetici e alle sonorità mollicce del XXI secolo. Oh, ma senti, lo diceva anche mio padre, quando facevamo radio insieme nell'84 a Radio Milano Caponord, io e mio padre facevamo una trasmissione insieme. Io mettevo i Duran Duran e lui metteva la musica anni 60 e chiaramente diceva che quella musica era schifosa, quella dei Duran Duran, in confronto alla musica degli anni 60, ma era normale, a me piaceva. Mi ricordo che abbiamo fatto anche una gara una volta con le telefonate, perché questa Radio Milano Caponord era ascoltatissima nell'Interland di Milano, chiamavano un fracco di giovani ma anche meno giovani, alla fine ho vinto io. Adesso però siamo tutti qui ad ascoltare ancora la musica del passato e la sensazione che abbiamo è che anche quelle di oggi si rifanno alla musica del passato. Ma proseguiamo, Elio sì, Elio no, oggi in prima pagina sul Corriere. Insomma, quindi testi impoetici, sonorità mollicce del XXI secolo, scrive Elio, e per chiedersi, proprio come fa Elio, quale curiosa mutazione abbia prodotto una gioventù, vincitore di Sanremo compreso, che ai ruggiti lirici del rock preferisce i miau miagolì deprimenti dell'autotune. E i miagolì lo sapete che li ha lanciati a Sanremo, lo sapete, quello lì che fa i balletti, che è un po' italiano ma mica poi tanto, che piace tantissimo, ragazzi, che c'ha la tuta tutta strana con quanti telefonini dentro, eccetera. Poi mi è venuto in mente, scrive ancora Gramellini oggi sul Corriere, che un analogo discorso di decadenza avrebbe potuto riguardare la letteratura, la pittura, il cinema, il calcio, il giornalismo, per non sprofondare nella disperazione e trasformarmi in un autotune vivente. Mi sono persuaso che in fondo ogni epoca ha l'arte che si merita e ha chi più le corrisponde. Se oggi i cantanti non vogliono più spaccare il mondo è perché nessuno crede più di poterlo spaccare, forse perché è già spaccato di suo. L'unica certezza è che tra 30 anni Olli, quello che ha vinto Sanremo usando l'autotune e che ha scandalizzato Elio e le Storie Tese e che ha deciso di non andare all'Eurofestival perché dice che non è pronto, che c'ha tutte le tournée per andare a cantare. Sinceramente a me qualche dubbiettino l'ha fatto venire sta roba. Un passo indietro e arriva Lucio Corsi, che forse l'è un po' meglio. Ma fatto sta. Se oggi i cantanti non vogliono più spaccare il mondo perché nessuno crede di poterlo spaccare, l'unica certezza è che tra 30 anni Olli rilascerà un'intervista
per lamentarsi di quanto sarà caduta in basso la musica rispetto a quando era giovane lui, e i suoi coetanei tra 30 anni gli daranno amaramente ragione. Penseranno di averla inventata loro, la balorda nostalgia, mentre i primi a soffrirne sono stati Adamo ed Eva. Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera, ma cercatevi naturalmente le frasi di Elio La Storie Tese su Instagram, sono dappertutto in questi giorni. Siamo sul Corriere e ci restiamo, non me muovo, c'ho 5 minuti e me li sfrutto. All'interno, a pagina 3, Giorgetti, l'uomo del giorno, I love you Giorgetti, boccia l'Unione Europea sul riarmo, piano frettoloso e senza logica. CQ, se state ad ascoltarmi, perché mi guardi se dico CQ? Ho capito, come chiamo il gattino, no? CQ è per i CB. Ah, c'ha l'antenna, si pone all'antenna sul tetto e quindi mi sente bene. 9+30, assolutamente sì. Giorgetti boccia l'Unione Europea sul riarmo. Parleremo di riarmo italiano e europeo alle 11 di stamattina. Claudio Borghi Aquilini nel cui Parlamento. Dico altro. Piano frettoloso e senza logica. Il ministro Giorgetti dice: non è come al supermercato. Tajani contro Salvini, le tifoserie non servono. Cosa faccio? Devo leggerlo. Che a noi ci sta già un po' antipatico da un po' di tempo Tajani, perché ha preso più voti della Lega solo ricordando ogni settimana che Silvio Berlusconi è tra noi e lo votano perché dice devo farmi male? Mi faccio male, autolesionismo varignano. Leggiamo questo, lo state gridando no, lo so, no, è giusto leggerlo. Pagina 9, il Corriere, costa meno del Repubblica. La posizione ufficiale dell'Italia sarà esposta solo oggi da Giorgia Meloni, quindi queste sono tutte chiacchiere, come al solito, ma i giornali di oggi nel senso di questi decenni, sono tutte chiacchierate e basta. Motivo per cui il Giulio Cainarca m'ha mollato questa rassegna stampa e se n'è andato più avanti, si è messo l'autotune e quindi conduce Auto da Fè alle 10 mettendo quello che ci vuole in questa trasmissione. La posizione ufficiale dell'Italia sarà esposta solo oggi da Giorgia Meloni nel vertice europeo straordinario di Bruxelles convocato per dare una risposta unitaria, se possibile, alle mosse di Trump sull'Ucraina, allo stop all'invio di armi a Kiev, al piano della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che prevede un riarmo da 800 miliardi. Ma nella maggioranza, alla vigilia del summit al quale prenderà pure anche Zelensky, e quando mai, questo ormai c'è dappertutto, le divisioni sono molto evidenti, soprattutto tra Forza Italia e Lega. Ieri sono intervenuti sia il leader di Forza Italia Tajani, sia quello della Lega Salvini, sia il ministro dell'economia Giorgetti, tutti molto netti e su posizioni ben diverse. Il ministro dei trasporti è tranchant da giorni, domani von der Leyen presenterà il piano, credo che nessuno si aspettasse 800 miliardi di investimenti militari. Fino all'altro giorno non si poteva investire un euro in più per la sanità e per le pensioni, ora invece si può fare senza indebitarsi, una scelta sbagliata a partire dal nome, riarmo, ha detto alla riunione dei gruppi del suo partito, mentre Tajani insomma sostiene il piano di von der Leyen, esponente del PPE come lui. I leghisti sono su posizioni nettamente contrarie, ma stavolta le decisioni che vanno prese non possono prevedere una maggioranza e si muove in ordine sparso. Giorgetti, dopo che Salvini ha detto no anche alla difesa europea, Francia e Germania ci avrebbero portato in guerra, tira a sua volta il freno a mano. Gli aiuti all'Ucraina non sono in discussione, ma altra cosa è la difesa e sicurezza europea, che implica un programma ragionato, meditato di investimenti in infrastrutture militari che abbiano un senso e non fatto in fretta e furia senza una logica. Ricordo che per comprare un drone o un missile supersonico non si va al supermercato, ci vogliono investimenti pluriennali. Il leader di Forza Italia, che Meloni aveva ricevuto martedì sera a Palazzo Chigi insieme a Salvini per cercare di evitare che nessuno dei due vice premier facesse fuga in avanti, replica indirettamente al collega. I
dibattiti sono sempre benvenuti. La nostra posizione, quella di Forza Italia, è che siamo a favore dell'unità dell'Unione Europea, che deve lavorare per l'unità dell'Occidente. Le tifoserie servono a poco. Per chiarire, sia sull'Europa che su Trump, la linea in politica estera è quella che traccia il Presidente del Consiglio con il Ministro degli Esteri, non quello dei trasporti. Bravo, 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 Re di Bobbio! Oh, ci siamo riconciliati col mondo. Sono diventato anche più buono, veramente. Fa bene ascoltare il pianista delle 8. Ogni mattina mandiamo in onda un pianista per creare un'atmosfera
e magari invitarvi a uscire di casa la sera e andare ad ascoltare chi fa ancora Piano Bar, portando il vostro amico, la vostra amica, la vostra nuova fidanzatina, la ragazzina del cuore, parlandoci, chiacchierandoci a bassa voce, ascoltando chi suona. Penso che siano quelle emozioni che dobbiamo ritrovare, altro che autotune. Reddy Bobbio con Georgia on My Mind, scritta nel 1930 ma divenuta mondiale solo nel 1960 con l'interpretazione di Ray Charles. Ecco la versione piano bar di questo maestro che non va assolutamente dimenticato. È anziano, quasi 90 anni, ma continua a lavorare e se lo cercate su YouTube, Reddy con la Y Bobbio è una miniera di musica splendida da ascoltare anche semplicemente la mattina mentre fate i vostri affari a casa, pulite, mettete in ordine sti polveroni che ci sono in rassegna stampa. Ecco, voi mettete in ordine il polverone ascoltando la musica di Reddy Bobbio, il consiglio del Sammy Variniglio. WhatsApp, certo, mamma mia, e che ho detto? Che ho fatto stamattina? Ma quante ne avete scritte? 3406709659, chiaramente il bello di una radio che si chiama Libertà e che li leggo tutti, anche quelli brutti. Lo so, dopo la favolosa sigla potrei anche spegnere. Saluti Enzo, si riferisce a miau miau. Alle 7:28 ogni giorno vanno in onda i gattini di Rossini. Nessuno la conosce, ma chi l'ascolta una volta poi dopo non smette più, una specie di droga. Ci vogliono i gattini di Rossini, cercate anche quelli su YouTube. Grazie Enzo, ti amo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Chi scrive? Anche Totò vendeva la Fontana di Trevi. E Macron e von der Leyen credono di fregarci così impunemente? Ma cosa? Ma beh, senti, a me adesso sto Macron comincia a piacermi, Cioè, se mi vende ombrello, buono ombrello, compra ombrello nucleare, buono, me lo regala o lo devo pagare? Lo scopriamo, tra poco lo scopriamo. Buongiorno a tutti e buongiorno Sammy, cosa volete che vi scriva? Ma li sentite le deliranti proposte della Nazi Ursula, c'è un errore di stampa sicuramente, e qualche mentecato a Bruxelles gli dà anche ragione. Io non sono più leghista, ma spero che con uno scatto d'orgoglio la Lega torni quella di un tempo e molli questa Unione Europea, ma subito se vuole salvare l'Italia, se aspetta Forza Italia e Fratelli d'Italia, stiamo freschi. Distinti saluti, è sempre lui, Corrado metalmeccanico da Treviso. Caro Corrado, sto leggendo su Instagram e sui social parole di fuoco da parte di molta gente come te che dice di non essere più leghista e che è incazzata nera con Forza Italia, col PD, con tutto il mondo. E io a qualcuno di questi ho anche risposto e ho scritto: ehi, benvenuta nella realtà, ragazzi miei. E perché si dicono d'accordo con la Lega. Dice: io non sono più leghista, ma sono d'accordo con la Lega. Siete dei cazzoni. Siete dei cazzoni, che non è mica un insulto, assolutamente, ce n'è ben di peggio. Siete dei cazzoni, punto e basta. Comunque chi ha paura della Russia sono gli stessi coglioni che avevano paura della balla Covid. Te, ciapala lì, basta coi gatti, un'insurrezione popolare questa mattina. Oh, questi li ammazza, cosa gli fai coi gatti? Io ne ho tre, tutti neri a casa, che alle 5 del mattino quando mi sveglio mi guardano, miau, miau, dico no, cacchio, già la devo sentire tra 2 ore, no? Ciao Sammy, ormai il Salva Milano è diventato Salva Milano. Giacom De Dalmen mi ha fatto la battuta, ne parliamo tra poco. Avvenire fa gridare vendetta al cospetto di Dio, ma siamo quasi alla stretta finale. Buongiorno Sammy, se ancora ce ne fosse bisogno, oltre al Qatargate, al Climagate, al PD-Gate, ora il Guerra-Gate. Mi chiedo chi abbia dato alla Ursula questo potere contro tutti i popoli europei, esclusa la Polonia guidata da un altro cocainomane. E chi gliel'hai data? Gliel'ha data Forza Italia, Gliel'ha data Forza Italia. Sempre loro, ragazzi. Ce lo dice Berlusconi. Oh, un saluto a Berlusconi. Ma buongiorno.
Articolo 11 della Costituzione italiana: l'Italia ripudia la guerra. Aspettiamo naturalmente che torni dal Giappone il nostro presidente. Luca, solo l'imbecillio, se preferisci gli stupidi, non capiscono che lo Stato italico è fallito, un altro secessionista, e ogni suo tentativo di tenerlo in piedi è un'inutile agonia perpetrata ai danni dei sadomaso che lo bramano. Unica soluzione, indovinate, indipendenza dalle nazioni preunitarie, se vogliamo veramente salvare questa penisola. Sì, Luca, a Luca, ma che siamo al governo, che stiamo a fare? Se facciamo finta di niente, questi ci fanno l'esercito europeo, vengono qua, ci arrestano tutti, già fuori c'è l'esercito che comincia a parlarmi in tedesco. Bellerio! Oh, e non ho capito un cazzo. Ma prima parlavano napoletano, siciliano. Tornate a parlare siciliano, Dio mio, Dio, l'Unione Europea è una gabbia di dittatoruncoli pazzi che esiste per nuocere ai popoli e gode nel calpestarci, sfruttarci. Mancano solo i forni crematori. Ragazzi, questa rassegna stampa è un film del terrore stamattina. Mamma mia, Tajani è ben più che antipatico. Usa il nome di Berlusconi, ma parla da Mortadella Rancida. L'ombrello del pompo... cioè... No, è che non riesco più... Ma cosa che vi ho detto? Cosa vi ho fatto stamattina? Ma come vi siete svegliati? Cioè, avete anche voi l'antennina sulla testa del Simone? L'ombrello del pomposo napoleoncino è un rischio ben più reale della non eventuale invasione di Putin, capito? Se fuori dalla metropolitana oggi c'è qualcuno che sembra un po' francese, ombrello, voi volete ombrello, glielo tirate dietro l'ombrello perché è un ombrello nucleare. Compraminga l'ombrella nucleare. La Wonder è affidabile quanto il vecchio Führer. Mi preoccupa l'Unione Europea, un branco di folli perversi. Cioè, ragazzi, capite che dopo questi WhatsApp io ho finito la trasmissione. Ma che cosa serve andare avanti? Mi avete praticamente commentato l'intera rassegna stampa di quest'oggi. Basta, chiudiamo, arrivederci. Io mi glorifico di lavorare in una radio del genere, sono contentissimo, sapete, non ne ho fatte tante, perché io sono uno che si affeziona alle radio, quindi ho fatto un pochino, forse una decina, un po' meno, ma questa è la migliore, perché è davvero libera. In che radio si possono dire queste cose? Si possono leggere i vostri messaggi al 340-6709-659, e ci spiattellate sul tavolo la verità. E non il quotidiano, la verità vera. Sì, ancora per un istante soltanto, giustamente sul Corriere, perché poi si parla delle richieste di Meloni su dettagli e condizioni delle spese militari, e oggi è una giornata importante. Meloni tra qualche ora parla al Consiglio europeo, chiaramente è l'unica che non ha parlato in queste ore, e potrebbe dire siamo d'accordo, certo, riarmo, compriamo, eccetera, oppure potrebbe dire no, abbiamo dei dubbiettini. Ma sai, se dice abbiamo dei dubbiettini e Tajani si incazza, capito? Cioè Tajani ha appena detto che no, siamo d'accordo, e quindi che cosa dirà oggi la Meloni? A pagina 11 del Corriere, e le armi dividono ancora, tra parentesi, il PD. Sì di Gentiloni, stop di Franceschini. E sto Gentiloni, che c'è qualcuno che lo ascolta ancora all'interno del PD, fa pensare, l'ex premier con il PSE, il piano UE va nella direzione giusta, quindi sì di Gentiloni. L'ex ministro ha ragione Schlein. La Schlein non è per niente contenta se questa cosa di riarmare, non come vuole fare la Meloni, la von der Leyen, eccetera. Le linee: il PD ha sempre votato a favore dell'invio di armi all'Ucraina, ma non tutti nel partito si sono detti sempre d'accordo. Ora anche il piano europeo annunciato da Ursula von der Leyen divide il partito. Oggi Elly Schlein sarà a Bruxelles per incontrare gli altri esponenti dell'Eurogruppo
dell'Eurogruppo e decidere una linea comune sul piano di riarmo di Ursula von der Leyen, perché stanno svolazzando gli straccetti. Noi insisteremo per cambiare quelle proposte e speriamo di farlo anche insieme alle altre forze socialiste, ha detto la Schlein. E qua chiaramente ci fermiamo, ma poi c'è Gentiloni che dice: penso che sia un primo passo, è chiaro che può essere migliorato, ma un conto è dire che va migliorato, un conto è dire che l'Europa è bellicista o guerrafondaia, quindi lui è d'accordo. Ma poi invece c'è Dario Franceschini: il piano di von der Leyen va profondamente rivisto perché non porta la difesa comune europea, ma rafforza le 27 difese nazionali, peraltro coi fondi di coesione. Tommaso Labate: la pace, le bollette, il fisco, i partiti e la nuova moda della piazza su misura. Dalla Lega al Movimento 5 Stelle, tanti eventi e 1000 parole d'ordine. Cosa vuol dire? Vuol dire che in queste settimane, ogni settimana, c'è un evento su misura che ha un argomento, ma c'è sempre stato l'Abate che ogni tanto non sa più che cazzo scrivere. Cosa scriviamo oggi? 8 marzo, la data, anche il 9, questa settimana, questo weekend, 8 e 9 marzo, la piazza leghista su pace in Ucraina e pace fiscale. Pace comunque, pace bene, pace a voi, ma soprattutto, ragazzi, pace in Ucraina non significa certamente riarmarci, giusto? Anche perché c'è qualcos'altro che ci serve da spendere, non certo per le armi. E ombrello compra, ombrello nucleare francese compra. 1 marzo, la data della piazza per l'Europa, lanciata da Michele Serra, a cui il PD ha aderito. E cavolo, se comprate Repubblica, 2,50 €, la nuova Repubblica, non potete non andare il 15 marzo con Michele Serra. 5 aprile, il giorno della manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il governo. Capito? Tommaso Labate oggi parla di queste piazze sul Corriere della Sera. Vado sul Fatto Quotidiano. Il titolo principale: è morto il Salva Milano, l'hanno scritto gli indagati. La retata: arrestato ex dirigente, Sala e Schlein si arrendono. Le intercettazioni, trame sul condono dei funzionari della giunta Dem con Lupi, il leghista Morelli e il meloniano Foti, gli ho girato la bozza. Chiaramente non sono indagati questi personaggi politici che ben conosciamo, si tratta, dicevano proprio ieri, di interlocuzioni, ma adesso vediamo il fatto proprio andando sul quotidiano Il Giornale. Soldi per le armi, Giorgetti frena, la prima pagina. Primo arresto in comune, Sala stop al Salva Milano. Giustizia, scontro totale tra governo e magistrati, ma anche vetture green dall'Unione Europea, solo mezzo passo indietro. Eravamo troppo ottimisti ieri, è vero? L'editoriale di Alessandro Sallusti, sedia elettrica e auto elettrica. E il Giù la maschera di Luigi Mascheroni, ormai ci siamo abbonati, però è interessante anche quest'oggi, che si chiama Non salire quelle scale, perché sono scale arcobaleno. Ne parleremo domani alle 11. Avremo chi ha scritto un libro contro l'ideologia gender, qui in diretta con Sammy Varin. Ma nel frattempo è successa una cosa in una scuola italiana. Sinceramente da tempo non ci credevamo più, scrive Mascheroni oggi in prima pagina sul Giornale, e invece tra i giovani c'è ancora una speranza. Un ragazzo di 13 anni, la cui saggezza è inversamente proporzionale all'età, in una scuola media di Verona si è rifiutato di salire la scala arcobaleno inaugurata in occasione della giornata contro l'omofobia. Le conseguenze? Il ragazzo è stato obbligato a salirla, ha preso una nota di classe, il preside lo ha accusato di essere omofobo, il ragazzo ha detto che lui è contro l'ideologia LGBTQ, non contro la comunità LGBTQ. Il padre del ragazzo ha denunciato la scuola dicendo: in Italia c'è libertà di pensiero, mio figlio non l'ha avuta, ne parlano i giornali. Niente considerazioni. Nostre considerazioni. Primo,
Ci viene in mente quel giocatore di football che rimase in piedi mentre tutto lo stadio era in ginocchio per celebrare il Black Lives Matter e l'eroe era lui, naturalmente. Secondo, il ragazzo, anche se la cosa toccherebbe i professori, ci ha insegnato la differenza tra educazione e indottrinamento e a scuola dovrebbe entrare solo la prima, educazione. Terzo, la sua capacità di prendere una posizione forte senza danneggiare nessuno è stata esemplare. Quarto, il fatto ispira una serie di ossimori: la violenza dei pacifisti, l'antidemocrazia dei democratici, il pensiero monocolore dell'arcobaleno, l'inclusività che esclude. E sì che l'ultimo gradino della scala, dopo rispetto, tolleranza, altruismo, porta scritto l'amore è amore, ma anche la libertà è libertà. Infine la morale. In un mondo di professorini c'è un ragazzino che ha molto da insegnare a tutti. E voi l'avreste salita quella scala arcobaleno? Punto di domanda? Scrivete al 340 67 09 659. Di questo parliamo anche certamente in questi giorni, ne parliamo domani alle ore 11 nel Qui Parlamento con qualcuno che ci ha scritto un libro sull'ideologia gender. Pagina 10, quotidiano Il Giornale, quelle torri, uno scandalo. Edilizia, primo arresto a Milano. Ai domiciliari Oggioni, per oltre 30 anni, dirigente a Palazzo Marino, avrebbe favorito i progetti di alcune società in cambio di guadagni. Le intercettazioni, quei palazzi fatti passare per ristrutturazione, gridano vendetta. Solo qui si ha la forza di dire chi se ne fotte. Il PM: è incredibile che gli indagati abbiano dettato il testo della nuova norma ai propri referenti al governo e alla Camera. E qui, naturalmente, c'è la polemica. Marta Bravi, siamo sempre sul Giornale, la sinistra abbandona la città, urbanistica nel limbo. PD, 5 Stelle e Verdi affossano il DDL, appello del centrodestra alla responsabilità. Il Salva Milano non sa da fare, una frase che in moltissimi hanno pronunciato da luglio, quando il vice premier Matteo Salvini lanciò l'emendamento a Salva Casa, a oggi, ma con motivazioni diverse. Se ambientalisti, 5 Stelle, sinistra e timidamente il PD hanno sempre sostenuto che non si potesse approvare un condono per progetti finiti sotto inchiesta, una ventina, di cui 3 sotto sequestro e circa 150 sotto osservazione, ora è lo stesso Comune di Milano, alla luce dell'inchiesta, a chiedere ufficialmente il congelamento del disegno di legge cosiddetto Salva Milano, fermo al Senato in attesa degli emendamenti. 12 marzo il termine per la presentazione. Alla luce delle ipotesi di reato emerse dall'ordinanza del GIP, la nota di Palazzo Marino, l'amministrazione considera di costituirsi parte civile. Il motivo? Dirigenti e funzionari responsabili, come i membri di commissione, hanno disatteso l'obbligo del 2020 di dichiarare eventuali condizioni di incompatibilità. Dichiarazioni che non risultano essere rese da chi è oggi indagato. Il Comune di Milano rivendica di avere messo in atto diverse misure, come la delibera di febbraio 2024 con le linee guida per la pianificazione attuativa e ristrutturazione edilizia in linea con le interpretazioni del GIP, la modifica a settembre del regolamento della Commissione Comunale per il paesaggio, la chiusura al pubblico a novembre dello sportello unico per l'edilizia e 1° marzo l'avvicendamento di alcuni dirigenti. Nel frattempo sono stati avviati i lavori per un nuovo piano di governo del territorio, mosse tardive come dimostrano le intercettazioni e le carte della procura, che evidenziano come l'organizzazione parallela e sostitutiva di quella istituzionale degli edifici avesse messo in piedi un sistema di incastro fondato su circolari e determine dirigenziali fin dal 2018. Ora, gli elementi di maggiore gravità descritti negli atti di accusa inducono questa amministrazione a non sostenere più la necessità di proseguire nell'iter di approvazione della proposta di legge cosiddetta Salva Milano. Partono all'attacco i Verdi con Carlo Monguzzi. Il sindaco, sulla cui buona fede non ho alcun dubbio, ha voluto fortemente il Salva Milano perché c'erano i funzionari da proteggere nelle inchieste, non c'erano episodi di corruzione. Il Salva Milano va ritirato perché queste due cose non sussistono più. Così la segretaria del PD, finora silente Ellis Line: non ci sono le condizioni per andare avanti su Salva Milano.
Il DDL, proposto dal relatore Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, e approvato alla Camera grazie ai voti di Lega, Forza Italia e Noi Moderati e dell'opposizione, PD, Azione, Italia Viva, Europa, e bloccato al Senato dall'opposizione di PD, 5 Stelle, Sinistra e Verdi, con qualche mal di pancia anche di Fratelli d'Italia, rischia di abbandonare Milano, le imprese edili e i cittadini che quelle case hanno comprato. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che naturalmente poi prosegue, e naturalmente c'è l'appello alla responsabilità del sottosegretario della Lega Alessandro Morelli, che in questa partita ha giocato un ruolo di primo piano. Sono convinto che tutti debbano sforzarsi per trovare quanto prima una soluzione che faccia uscire da questa situazione di drammatico stallo che danneggia il paese e vede vittime decine di famiglie nel limbo, quelli che avevano comprato la casa. E Forza Italia, con il senatore relatore del provvedimento Roberto Rosso, un fatto politico che il Comune di Milano scusate, che il Comune di Milano abbia tolto il suo appoggio al provvedimento, per cui la prossima settimana dovremo valutare se e come proseguire con l'iter del Salva Milano. Insomma, un ennesimo polverone. Come va con la polvere? Come va? Sono 8:25, abbiamo tempo ancora di leggere il quotidiano Il Tempo, la cui prima pagina recita: fuori gioco con la Schlein vestita da calciatore, né con Trump né con von der Leyen. Schlein è contro tutti. Il silenzio di Prodi, ma lui deve diventare il capo dello Stato, anche stavolta, ci prova ogni volta. Il no di Gentiloni, e nel PD scoppia la rivolta. Naturalmente, e in primo piano avete capito, il riarmo da 800 miliardi al Consiglio UE, la partita Meloni-Ursula, Giorgetti piano frettoloso e Macron vuole le truppe. Oggi sul quotidiano Il Tempo si intervista Claudio Borghi Aquilini. Fino a ieri, guai a spendere. Ora 800 miliardi. E proprio Claudio Borghi avremo questa mattina alle 11 in diretta nel Qui Parlamento. Me lo avete richiesto voi, perché martedì abbiamo avuto solo un quarto d'ora della sua consueta trasmissione. Oggi ritorna Claudio Borghi Aquilini, questa mattina, ore 11. Il Tempo di Osho, grattacieli, arresto a Milano, Sala che dice sono preoccupato, e lui che si scusa. Scusate, ma stavo a dare la caccia ai fumatori e non mi sono accorto di niente. E questo è vero. Come va con il fumo a Milano? Sto guardando se ci sono altre segnalazioni che ci possono interessare in prima pagina. Ci tuffiamo all'interno del quotidiano Il Tempo. Allarmi, puntini puntini, anche no. Meloni vola al Consiglio UE sulla difesa. Giorgetti frena, Crosetto avanti. Il leghista: un conto gli aiuti a Kiev, ma un piano di riarmo non si improvvisa. Botta e risposta, Salvini-Tajani. Il ministro della difesa: investimenti necessari. Chiaramente, signori, prima che parli la Meloni, voglio un vostro parere sul riarmo. 3406709 siete d'accordo sul piano di riarmo nazionale? Sul fatto che si debbano spendere soldi, chiaramente sempre a debito, quando non ci lasciano spendere per la sanità e per altre situazioni, qui possiamo strafare? Siete d'accordo su questo piano di difesa europeo? Fino a ieri non si poteva spendere, ora ecco 800 miliardi per le armi. Oggi sul Tempo, intervista a Claudio Borghi, il senatore leghista: Francia e Germania ci guadagnano e anche l'Unione Europea, perché col debito aumenta il suo potere. Von der Leyen ha fatto tutta da sola, scrive Edoardo Romagnoli, senza che prima ci sia stato alcun dibattito, sia nel Parlamento nazionale sia in quello europeo. Tra l'altro in Italia non abbiamo nessuna emergenza difesa in questo momento, non c'è nessuno che ci vuole invadere. Claudio Borghi, senatore della Lega, critica senza mezzi termini il piano di riarmo europeo firmato da Ursula von der Leyen.
E l'intervista ve la dovete leggere oggi sul quotidiano Il Tempo. Cercatelo in edicola o ascoltate Radio Libertà questa mattina alle 11, perché avremo qui proprio Claudio Borghi. Dietro fronte Ursula, come si cambia dal debito al green. Il PIL sale, giù lo spread, gli italiani bene così. Dopo averci impoverito, Berlino celebra il funerale dell'austerity, cade il dogma verde dell'Unione Europea. Sondaggio Demopolis, era ora. Filippo Caleri, il suo articolo a pagina 5 del quotidiano Il Tempo. Giro ancora. Giro e mi sono ritrovato su Repubblica, la nuova Repubblica, guarda che bella, solo 2,50 € con D'Oro, quindi c'è dentro di tutto. Oggi comprate Repubblica, c'è anche un ombrellino nuclearino da mettere nel cocktail che pum ti fa spezzato, esplode il bicchiere. La Repubblica, Macron, scudo nucleare, titolo principale, quasi l'unico su Repubblica. Prima del vertice a Bruxelles, il presidente francese offre l'ombrello atomico contro Putin. Vuoi comprare? Se vuole ombrello nucleare contro Putin. Il governo si spacca sul riarmo, anche Giorgetti boccia il piano. Von der Leyen dice illogico. Chi può credere che la Russia si fermerà all'Ucraina? Avverte il presidente francese Macron nel discorso alla nazione, e offre all'Unione Europea lo scudo nucleare contro Putin, che però non ci dice, ma è gratis o bisogna pagarlo? Ci fa un mutuo? Come si fa a avere sto scudetto nucleare? In Italia il governo si divide sul progetto di riarmo europeo. Giorgetti no a un piano frettoloso. Ci fermiamo, c'è la pausa, ma torniamo tra poco, che sono d'un curioso di questa nuova Repubblica, mamma mia! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Primo picco del caldo primaverile in Italia, con tanto sole e massime fino a 21-22 gradi. Mattinata sole pieno, salvo nubi sparse tra Sicilia e Sardegna, qui anche con un moderato vento di scirocco. Dal pomeriggio situazione stabile senza variazioni significative, se non per qualche isolato piovasco in Sardegna, specie in serata sul Cagliaritano. Temperature massime in ulteriore lieve aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gardi i vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua e poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 44 08 030 68 40
408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, io sono Lynn, state per ascoltare Iride, il mio nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali. Vi aspetto, ciao! Ma senti questa tutta di fretta, ma ce l'ha mandata all'ultimo momento il salutino Lynn con 2 N e la I normale, Lynn. In realtà si chiama Linda Antosiano. Sono sue le sigle della serie Netflix I misteri di Barbie. Iride, questa è la sua nuova canzone, velocissima come il suo saluto, però molto molto pompata, carina da ascoltare. Alle 8:37 la ritrovate su tutti gli store digitali e anche su YouTube. Iride di Lynn con il buongiorno rinnovato, c'è Sammy Varin, dopo Lynn, rassegna stampa o quello che comunque ne rimane dopo che c'era lasciata nelle mani Giulio Cainarca, si è spostato, lo potrete ascoltare dopo le 10 anche questa mattina con la sua nuova trasmissione Auto da Fè. E noi nella rassegna stampa, siccome la facciamo in modo diverso rispetto a tutto il mondo, ci piace inserire dentro anche i vostri messaggi e i vostri dubbi, le vostre incertezze. Problemi, dubbi, incertezze. Fotte un cazzo, si diceva ai tempi del militare. C'era il caporale che ti girava intorno. Vabbè, siamo a militare. In attesa, chiaramente, del riarmo. E ce ne parlerà Claudio Borghi Aquilini questa mattina alle 11. Il piano di riarmo nazionale o il piano di difesa europeo. È un'emergenza, presto, niente voto. Come fosse il Covid, mamma mia. Leggiamo i vostri WhatsApp. Macron non è mica normale, basta vedere chi ha sposato. Basta lì a guardare tutto. Signor, ha chiamato alle armi il popolo francese nel suo discorso. Sono curiosa
di sapere cosa diranno i francesi. Io sono curioso di sapere cosa dirà la Meloni, sono più curioso. Anche il Papa aveva detto che la NATO abbaiava davanti alla casa di Putin. Me l'ero dimenticato. Hai ragione. Spero che Trump butti ancora fuori come degli stracci Macron, Zelensky e questa non si capisce cosa c'è scritto, ma qua c'è qualcun altro. Se si ascolta la fine del discorso di Macron, chiama alle armi francesi come se fossimo in stato di guerra dichiarata. Ma ci dà l'ombrello. Macron vende ombrelli e compra uccelli. Walter, mi è venuta spontanea scusa, ma come ti permetti? Ma come si permette questo? Vergognati, prendo le distanze. Guarda, vado via, arrivederci. Cicu? Che c'è? Devo spostarmi perché non mi inquadri? Cioè, mi vuoi proprio sputtanare, Simone? Cioè, vuoi far vedere che c'è Sammy Varin in onda? Non sbagliate, è proprio Sammy Varin, lo sveglione che fa drin drin ogni mattina, sì, scherziamo, lo sapete, sdrammatizziamo un momento drammatico e siamo sempre più nel dramma. Per fortuna c'è Paola da Treviso. Non ho nulla in contrario con la proposta della pace fiscale per i contribuenti in difficoltà. Ma a me quale medaglia danno per avere pagato tutto fino all'ultima lira? Ho fatto debiti con le banche per pagare le tasse e sto ancora pagando i prestiti ricevuti. Provo molta rabbia per essere molto stupida a pagare. Cara Paola, lo so. Però bisogna cercare di tirare avanti e di sistemare le situazioni. La prossima volta, probabilmente, chiaro, tutti quanti faremo la nostra bella dichiarazione dei redditi. Se non riusciamo a pagare, certo, non ci mettiamo a fare debiti mutui, perché sappiamo che finché c'è un certo centrodestra al governo, il problema è che non tutti possono fare debiti e mutui come hai fatto tu, capito? Io ne conosco qualcuno, mi guardo allo specchio e mi sputo in un ecchio e non lo posso fare io questa cosa, per cui se lascio indietro una cartella e vivo per tutta la vita con l'angoscia di verranno, cosa mi fa? Mi vengono a prendere la 500, c'ho una 500L, l'ho comprata uguale a quella di Matteo Salvini qualche anno fa, me la vengono a prendere e basta, non vengo più a lavorare, faccio tutto da Skype, tanto, ma tra poco non c'è più Skype, come faremo? Non dobbiamo farci tirare nelle sabbie mobili, poi sarà quasi impossibile uscirne e saranno grossi guai per il popolo italiano, scrive Battista. Sto guardando, dov'è che sono le sabbie mobili? Che sono lì le sabbie mobili? Attenzione alle sabbie mobili. Se l'Europa avesse avuto un esercito come quello che vuole realizzare, saremmo già nella terza guerra mondiale. Meglio di no, mi scrive un altro ascoltatore. Buongiorno Sammy, spenderesti 2 parole per i rovinati del super bonus, famiglie rovinate e ho in mezzo alla strada? Grazie mille, ci mancherebbe. Assolutamente, parliamone molto molto volentieri. In molti ci sono cascati in questa cosa e sono rimasti poi bloccati. Chiaro che chi l'ha lanciato effettivamente, come il reddito di cittadinanza, uno pensava che pacchia eccetera, e dopo è finita la pacchia. Buongiorno. Si è sempre detto che se tieni una pistola in casa, anche solo per averla, prima o poi la userai. Questo è il riarmo. Saluti al bravissimo Sammy Varin. Hai visto, Pina? Mi fai complimenti? Mi pettino anch'io. Basta. Me ne vado perché continuate con sti WhatsApp. No, è una droga, non riesco più a smettere. Ancora uno, dai. No. Repubblica. C'è Macron che parla all'Europa. Offriremo agli alleati il nostro scudo nucleare, signori, pagina 6. Ci vende l'ombrello. Lo comprate. Ombrello, buon ombrello. L'ombrello di Macron
ombrello nucleare. Yum yum. L'avvenire dell'Europa non può essere deciso a Washington o a Mosca, ha detto Emmanuel Macron nel suo discorso ai francesi che punta a Bruxelles. A poche ore del Consiglio europeo straordinario con i 27 leader dell'Unione, Macron appare in TV per sottolineare il momento storico. Abbiamo cambiato era, sottolinea, indicando uno sconvolgimento dell'ordine mondiale. Beh, l'aveva detta anche la nostra astrologa sta roba, Macron. Cioè, noi ci eravamo arrivati prima. Di fronte al quale sarebbe folle rimanere spettatori. Mentre alla Casa Bianca la minaccia russa viene ridimensionata, Macron mostra con un grafico, ci ha fatto vedere il grafico, gli spettacolari investimenti bellici di Mosca. Chi può pensare che la Russia si fermerà? Osserva il leader francese. Tutto da leggere se volete terrorizzarvi. Quest'oggi il quotidiano Repubblica, pagina 6, Anne Ginori da Paris, e ci parla del discorso alla sua nazione di Macron. Ma qui ognuno fa il discorso alla propria nazione, no? Tra Macron, noi quando è che ci parliamo un attimino? Adesso non la voglio mica far venire in Parlamento, la Meloni, cioè, ti metti anche tu, Sammy Varin, però un discorsetto. Oggi Meloni parla in Europa, ragazzi, siamo nervosi, tamburelliamo. Che cazzo dirà la Meloni, orco cane? Cioè, starà con la Lega o starà con Tajani? Camminerà sul filo, statene certi, perché la Meloni è brava. Amato, no, a proposito di soldi rubati durante, no, mica rubati, no, prelevati durante la notte, ci siamo meritati, Donald, e l'Unione Europea può salvare l'Occidente. Pagina 16 di Repubblica. Il presidente emerito della Consulta, quello che guadagna poco, però se li è tutti meritati i soldi che guadagna della pensione, delle pensioni, il ciclone che travolge la democrazia era prevedibile. E sul fine vita si può fare una legge senza tirare in ballo valori che poi entrano in conflitto. Oggi intervistona a pagina 16 di Repubblica al grandissimo Amato, Giuliano Amato, politico, costituzionalista, 86 anni, premier, presidente della Corte Costituzionale, ha ricoperto più volte il ruolo di ministro, ma gli hanno fatto fare anche tante altre cose, molte, e anche alcune che ci siamo chiesti, ma che cazzo c'entra questo? I democratici come me hanno sostenuto tutte le battaglie progressiste, ma si sono allontanati dagli ideali tradizionali che uniscono la società. Hai capito? Beh, ragazzi, oggi compratevi Repubblica, 2,50 € una volta nella vita. Poi sono tantissime pagine. Quante? 1300 pagine. Una roba che tu la compri e ti dura una vita. Repubblica, la carta, canta e serve. La Verità, che ore sono? 8:46. Tra poco c'è il Qui Parlamento con la Ravetto, ma prima il titolo principale della Verità. Ce ne sono tantissimi di titoli principali. Quali leggo prima? Quale? Vado con centropagina, vado col taglio alto, vado con l'imbroglio dietro le armi di Ursula. È l'unico che dice la verità, il quotidiano La Verità. La creazione dell'emergenza e la corsa a fare presto, solita fregatura. Lo schema è lo stesso di clima e pandemia. Alla fine qualcuno ci guadagnerà, tedeschi, francesi, ombrello, buono ombrello, e molti ci perderanno. A iniziare dai destinatari dei fondi di coesione, previste abbondanti sforbiciate per recuperare gli 800 miliardi che pretende la von der Leyen. Trump accetta le scuse di Zelensky, riparte la trattativa e forse tornano gli aiuti militari. Uno dei titoli principali, ma sopra in taglio alto c'è: a Milano crolla il sistema Sala. Corruzione. Arrestato ex dirigente del comune per i palazzi costruiti senza autorizzazione. Scritta dagli indagati, la legge invocata dal sindaco. Addio
al condono. Qualche riga dell'articolo di Maurizio Belpietro: chi ha sbagliato pagherà e anche duramente, sia chiaro. Così Beppe Sala, sindaco di Milano, ha commentato l'arresto di un ex dirigente dell'ufficio urbanistica al centro dell'inchiesta sui palazzi costruiti senza autorizzazione edilizia nel capoluogo lombardo. È ovvio, anzi chiaro, per usare le parole del primo cittadino, che se qualcuno ha sbagliato e si è fatto corrompere o ha cancellato prove e depistato l'indagine come sostengono i PM, deve pagare e anche duramente. Non serve che lo dica Sala, lo dice la legge. E prosegue l'articolo a pagina 13. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. L'analista Colombo: Putin come Hitler, teoria assurda e pericolosa, scrive Francesco Borgonovo. Il discorso: segnali sui dazi, il tycoon vuole trattare, però l'Unione Europea deve aprirsi. Stefano Graziosi. Stiamo cominciando a capire anche che questi dazi servono proprio per dialogare, contrattare. È un po' come quando vai al mercato. Un tempo si poteva chiedere lo sconto e in Egitto, se compri qualcosa lì, ti sparano cifre assurde, poi tu fai finta di andare via, no? Come ha dovuto fare il povero Zelensky, ma dopo ritorni e si fa un prezzo migliore, assolutamente, o ti offrono il tè, certamente. In mano ai cinesi. Dopo Panama, metodo Donald anche per i porti italiani. Trump ha ottenuto il controllo dei porti di Panama, ora tocca all'Italia. Ragazzi, oggi La Verità è oro colato, solo a 1,50 euro, signori. E in omaggio, cosa gli diamo in omaggio? Dai, Simone, cosa diamo in omaggio? Diamo in omaggio... C'è niente da dare in omaggio. L'inchiesta sugli spioni ora punta dritta sul parlamentino dei giudici. Gli indagati di Equalize ai PM parlano di nomine, cambio di banca, passaggi di soldi quando vicepresidente del CSM era il Dem Legnini. Ancora richiami in prima pagina sul quotidiano La Verità. Quanta roba! Pochi soldi ma spinta per la guida autonoma. Il piano auto di Bruxelles resta green. Corsa contro il muro inseguendo Musk. La guida autonoma. A noi l'autonomia piace tantissimo, però, insomma, la macchina che va da sola anche no. Forche caudine LGBT a scuola, signori, Questo è il titolo importante sul quotidiano La Verità. Si è aspettato qualche giorno, la notizia era già uscita sui social, adesso abbiamo capito che è proprio così e l'abbiamo pubblicata. La nota al ragazzino perché si è rifiutato di salire la scala arcobaleno della sua scuola. Il padre dice tolta la libertà di pensiero. Una scuola di Verona ha punito uno studente tredicenne che si era rifiutato di salire una scala colorata con i colori dell'arcobaleno, in omaggio alla comunità LGBT, e il preside gli ha dato dell'omofobo. I genitori scrivono al ministro dell'istruzione per evitare che altri episodi come questo possano accadere. Ne parliamo, ve l'ho detto, domani mattina alle ore 11 abbiamo chi ha scritto un libro proprio sul gender, o meglio contro il gender. Che faccio? E quando arrivi a questo punto dice mi fermo, non mi fermo, 8:51, vado avanti ancora, ma mi stanno arrivando tanti di quei messaggi alle 11, se non ce la faccio, a parte che adesso sono in onda fino alle 9:30, apriamo le linee, se non ce la faccio alle 11 ricomincio a leggerli. Intanto giustamente gita sul quotidiano La Verità, perché a pagina 11 vi segnalo il piano UE per l'auto non molla il green e corre verso il muro della guida autonoma. Stop alle multe sulla CO2, ma resta il divieto ai motori termici. Pochi fondi e un'irrealistica spinta alle macchine connesse ad internet. Laura Della Pasqua oggi sul quotidiano La Verità a pagina 11. L'intervista con Alessandro Morelli insieme a Paolo Di Carlo. Si parla dei giochi olimpici. Per i giochi tutto pronto in anticipo. Abbiamo sconfitto il partito del no. Il sottosegretario, gli extra costi, gli aumenti nell'edilizia riguardano ogni cantiere.
Ieri, insieme all'assessore alle infrastrutture di Regione Lombardia Claudia Terzi, al sindaco di Bormio Silvia Cavazzi, al presidente delle concessioni autostradali lombarde Cristiana Molin, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli ha visitato il cantiere dello Ski Stadium di Bormio, opera strategica per le Olimpiadi invernali 2026, unitamente allo Ski Park. Lo abbiamo intervistato per conoscere l'avanzamento dei lavori e gli obiettivi futuri. A meno di un anno dall'inizio dei giochi, quali sono le principali opere completate? Dice Morelli, con grande accelerazione si stanno anticipando i tempi previsti sui cantieri dello Ski Stadium, dello Ski Park di Bormio. I progressi registrati dimostrano efficacia di programmazione e determinazione nel rispettare i tempi previsti. Ciò consolida Bormio come polo d'eccellenza per gli sport invernali e per lo sviluppo economico del territorio, e Cale parte integrante delle istituzioni pubbliche che stanno portando a termine opere che tanti signori del no pensavano irrealizzabili. A febbraio 2025 lo Ski Stadium ha raggiunto il 35% di avanzamento e il Bormio Ski Park il 32%, oltre le previsioni iniziali. E riguardo alla polemica sugli extracosti legati al completamento degli impianti, chiede La Verità ad Alessandro Morelli, dal 2021 ad oggi, per cause esogene indipendenti dalla nostra volontà, tutto è rincarato e ce ne siamo accorti anche noi al supermercato. L'aumento delle spese di costruzione non è un fenomeno che riguarda solo i cantieri olimpici, riguarda tutti i cantieri. Ricordo che durante il governo Draghi, allora ero al Ministero dei Trasporti, eravamo costretti a creare aggiornamenti continui sul costo dei materiali per andare incontro alle esigenze cantieristiche. In che modo le comunità locali sono state coinvolte nella realizzazione delle opere e quali benefici diretti riceveranno dall'evento? Chiede La Verità a Morelli. C'è chi ha tentato di screditarci in tutti i modi, dice lui, dicendo che i giochi sarebbero stati un costo troppo alto, che non ce l'avremmo mai fatta, che ci sono di mezzi troppi comuni, ed è proprio qui che va il merito maggiore agli amministratori locali che hanno messo a disposizione le loro competenze, la conoscenza dei territori. Si tratta delle prime Olimpiadi diffuse nella storia. Oltre a questo, vedono la realizzazione di infrastrutture come la pista di bob di Cortina, che è la prima ecosostenibile, dato che l'impianto refrigerante sarà quasi tutto a glicole e non utilizzerà più ammoniaca, se non allo start della struttura. A oggi è integrata in un luogo che purtroppo in precedenza era degradato, dove sorgeva la precedente pista di bob, diventata irrecuperabile per gli standard attuali. Poi si parla anche di Livigno, che ospiterà a breve i test in vista dei giochi, e l'intervista a Alessandro Morelli con Paolo Di Carlo la trovate facilmente a pagina 11 del quotidiano La Verità. Qui Parlamento. Grazie Per Presidente. la Lega illustra Ministro, replica la secondo deputata l'ultimo Laura report del Ravetto. Dipartimento di Sicurezza Pubblica, di 113 omicidi volontari di donne nel nostro paese nell'ultimo anno, 99 sono stati realizzati in ambito familiare affettivo, e di questi 99, 61 per mano dell'ex partner o del partner. Quindi siamo di fronte a un fenomeno specifico e inquietante, a cui si va ad aggiungere nel nostro paese un nuovo fenomeno di reato di violenza verso le donne, il fenomeno della cosiddetta Taarrush Gamea, cioè la violenza sessuale di gruppo operata da ambienti di immigrazione secondaria di matrice islamica. Con questo question time siamo quindi a chiederle che cosa è stato fatto e che cosa verrà fatto dal Ministero per ovviare a tali piaghe. Grazie deputata Ravetto. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. Grazie Presidente. La prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne sono obiettivi condivisi ad ogni livello, come dimostra l'approvazione avvenuta all'unanimità della legge 168 del novembre 2023. E anche nella fase applicativa ritengo che risultati significativi possono essere raggiunti solo attraverso un'azione corale da parte di tutte le istituzioni e della società civile, secondo un approccio che non sia solo quello meramente repressivo, pur necessario, bensì attraverso una strategia di intervento integrata e multidisciplinare incentrata sull'analisi delle cause profonde della violenza. I dati sui femminicidi sono ancora allarmanti e confermano che le iniziative di prevenzione e di contrasto richiedono
innanzitutto di essere accompagnate da azioni positive in grado di incidere in profondità sul piano culturale, attraverso la promozione in ogni campo dei valori della parità e del rispetto, con una particolare attenzione rivolta proprio alle nuove generazioni che, come i fatti di Capodanno hanno evidenziato, soprattutto per quanto riguarda le seconde generazioni di immigrati, sono quelle che evidenziano nuovi fenomeni, come quelli citati dall'onorevole interrogante, la Tarush Gamea, che aggiungono preoccupazioni a quelle che già c'erano. Ed è questa l'impostazione della legge 168, che va a potenziare ulteriormente gli strumenti normativi ed operativi in una logica di costante integrazione tra prevenzione, contrasto alla violenza e protezione delle vittime. Per quanto attiene alle specifiche competenze del mio Ministero, gli obiettivi di fondo perseguiti sono stati quelli di rafforzare l'efficacia delle attività di prevenzione affidate alle forze di polizia, dall'estensione dell'ambito applicativo dell'ammonimento del questore alla possibilità da parte del prefetto di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, fino alle nuove ipotesi di arresto in flagranza differita. Qualche dato su queste attività: nel 2024 sono stati adottati 2.746 ammonimenti per stalking o revenge porn, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. 5.858 sono stati quelli adottati per violenze in ambito domestico, con un incremento del 126%. Sono stati inoltre 415 gli arresti in flagranza differita applicati grazie alle nuove disposizioni normative. Accanto alla costante messa a punto di moduli operativi, proseguono le collaudate iniziative di sensibilizzazione e informazione a cura della Polizia di Stato, quali la campagna Questo non è amore, che tramite le questure ha lo scopo di informare e soprattutto aiutare l'emersione delle situazioni di violenza, offrendo alle vittime il contatto con personale specializzato che le rende consapevoli di quanto sia importante, in caso di violenza domestica, uscire da una pericolosa condizione di solitudine ed isolamento. Specifici interventi poi volti a promuovere comportamenti consapevoli rispetto ai rischi legati all'uso della rete, come appunto dicevo quello del revenge porn, sono promossi inoltre dalla Polizia Postale sulla base di approfondimenti svolti a livello investigativo, anche a seguito delle segnalazioni provenienti dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Siamo comunque impegnati affinché l'applicazione del quadro normativo vigente possa avere ulteriori affinamenti volti a coordinare sempre meglio le diverse fasi in cui si esplica l'azione degli apparati statali, dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria, proprio al fine di aumentarne la capacità di tempestivo intervento preventivo. Grazie. Grazie, Il ministro signor dell'Interno Ministro. Piantedosi ha detto che i dati sono ancora allarmanti, ha saputo rafforzare le misure di prevenzione. Nel 2024 quasi 6.000 violenze domestiche, 415 arresti in flagranza. Questa maggioranza, sin dal suo insediamento, si è dedicato al rafforzamento della tutela delle donne nell'ambito dei reati di violenza, sia nella legge 68 da lei citata, nel rafforzamento del codice rosso, nel finanziamento del fondo strutturale alle vittime di violenza. E questo ha dato anche dei risultati, perché c'è un trend di diminuzione dei femminicidi. È un lieve trend, ma comunque è un trend di diminuzione. La ringraziamo anche per le sue precisazioni su questa spregevole pratica delle violenze di gruppo, che purtroppo da cittadina di Milano abbiamo visto nel 2022, abbiamo visto anche recentemente. Bene l'impegno del Ministero, l'impegno delle forze dell'ordine. Noi della Lega abbiamo anche fatto una proposta specifica, abbiamo una proposta di legge che vorrebbe individuare come reato specifico la violenza di gruppo attribuibile a delle comunità di immigrati di matrice islamica, perché ormai dobbiamo dirlo, non possiamo far finta di niente. Ci sono degli immigrati di seconda generazione sul nostro territorio che ritengono la donna un essere inferiore e la ritengono come un oggetto di cui possono abusare liberamente. Questo è inaccettabile, quindi individuiamo questi soggetti e rafforziamo, ove possibile, anche i ripatri, perché, Ministro, sul nostro territorio non c'è posto per chi odia le donne e per chi odia il nostro paese. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao Sammy, ciao a tutti, sono Cristian Mondini e vi lancio il mio ultimo singolo, Ragazzo degli anni 90, brano tratto dal mio ultimo lavoro The Best Cristian Mondini 2009-2024, dove ripercorro 15 anni di carriera solista. Lo trovate su tutte le piattaforme digitali e prossimamente anche in formato doppio CD. Sono 32 canzoni, trovate tutti i singoli e naturalmente non poteva mancare Grande Lombardia, Mia Sardegna, Souvenir, che avete passato molto spesso alla radio. Diciamo che i singoli ci sono tutti, ecco, un buon modo per scoprire Cristian Mondini per chi ancora non mi conoscesse. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori e lancio Ragazzo degli anni 90.
Buon ascolto, ciao. Ma che bravo questo cantautore della provincia di Brescia, Christian Mondini. Beh, noi lo seguiamo proprio dall'inizio, fin dai tempi di Radio Padania Libera. È uscito Il ragazzo degli anni 90, uno dei nuovi singoli, ma c'è un intero doppio album, 2 CD, tra pochissimo anche in formato fisico da esplorare per ricordare i successi di Christian Mondini, che è uno di quegli artisti indipendenti che raramente arriva alla cronaca nazionale
internazionale, ma che localmente è amatissimo. Questa, Il ragazzo degli anni 90, sfiora delle note molto belle che entrano in testa, ma soprattutto ci racconta un po' anche tutto quello che è stato gli anni 90, tornati così tanto di moda insieme agli anni 80, vi siete accorti? Gran parte delle sigle pubblicitarie di questi tempi sono pezzi, soprattutto quelle pubblicità delle automobili, sono pezzi anni 80, ragazzi. C'è un motivo per tutto? Non si pagano più diritti d'autore? Forse anche quello. Il ragazzo degli anni 90, Christian Mondini, è uscito The Best 2009-2024, prossimamente anche in doppio CD. Il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà in tutta Italia, in TV sul canale 252, sui social, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, oltre a quella di Radio Libertà, naturalmente anche in DAB, sulla banda DAB della vostra radiolina, il segnale è perfetto in gran parte d'Italia. Buongiorno naturalmente anche a chi ci sbircia dal sito radiolibertà.net. Tra poco apriamo le linee perché dopo le 9 voglio sentire i vostri pareri sulle notizie del giorno, ma ancora 10 minuti di titoli, o meglio di articoli. A 16, pagina 16 del quotidiano La Verità c'è quello che è successo. Guardala qua la scala. La faresti questa scala? La scala arcobaleno della statale Agli Angeli di Verona. Ogni gradino c'è una cosa bella: comprensione, tolleranza, altruismo, lealtà, empatia, cura, attenzione, pazienza, accoglienza. L'amore, niente, poi non si riesce a leggere. Fatto sta, insomma, è questa scala arcobaleno che lo studente tredicenne è stato obbligato a percorrere. Lui non è salito e il preside gli ha dato una nota, lo ha chiamato omofobo, non si è prestato al rito arcobaleno, è un omofobo, e i genitori del ragazzo hanno scritto a Val di Tara. Ne parla in un bel paginone, chiaramente uno dei pochi quotidiani che ha così tanto coraggio. A pagina 16 Patrizia Floderreiter, il quotidiano La Verità, ma chiaramente ne parleremo e ne parliamo anche noi su queste frequenze. Chi vi parla ha condotto una trasmissione che si chiamava Pomeriggio Gender 10-12 anni fa, per cui diciamo che ci abbiamo visto giusto, ecco. Domani alle 11 avremo anche un parlamentare della Lega che parlerà di questo. Quotidiano La Verità, il Papa è stabile e quando il Papa sta un po' meglio che fa? Telefona a Gaza, al parroco di Gaza, che ogni volta dice: oh mamma mia, ancora il santo. Scherziamo, naturalmente siamo contentissimi che il Papa stia un po' meglio. Libero. Cosa vuole il presidente? Ecco il piano di Trump: Ucraina, droga, Groenlandia, dazi, migranti, il programma punto per punto, sì dell'Unione Europea alla proposta Meloni per un vertice tra Stati Uniti e paesi europei. Giorgia sola di fronte alla sfida della Casa Bianca, titola oggi l'editoriale di Mario Secchi. Chiaramente siamo curiosi di sapere cosa dirà questa mattina in Europa la Meloni, se approverà oppure no questo piano, sempre che gliene facciano parlare, il piano di riarmo, di difesa europea. Ne parliamo anche più tardi alle 11, Claudio Borghi Aquilini arriva qua in diretta. Sempre la prima pagina del quotidiano Libero, e vogliono guidare l'Occidente, autosmentita di Macron, Eliseo alle comiche finali, naturalmente parlando del discorso alla nazione che ieri ha fatto Macron, e anche noi, insomma, lo vogliamo pure noi un discorsetto alla nazione. Negoziati in vista con Putin, summit per la pace, Erdogan candida Ankara. In centropagina naturalmente il PD che affossa il Salva Milano, miliardi in fumo. A proposito del divieto di fumo a Milano, prima creano il problema, poi si nascondono. Quante bugie su Zelensky a Washington. Daniele Capezzone, il suo editoriale in richiamo in prima pagina. Calderone a Libero, meno inattivi senza reddito 5 Stelle. Michele Zaccardi in richiamo, e anche qui la notizia:
non fa la scala LGBTQ+, sanzionato. La lezione del tredicenne che rifiuta il pensiero unico. Anche Libero, come vedete, coraggioso. All'interno, notizie che non troviamo su altri quotidiani, a pagina 12 di Libero, polveriera Lampedusa. Fermi o do fuoco ai migranti. Lo scafista ricatta la finanza. Un trafficante egiziano in manette dopo aver cosparso di benzina la barca e i 47 disperati che trasportava. Non aveva gradito l'alto imposto delle autorità e sull'isola si alza la tensione. Sì, scrive Ignazio Stagno, ora gli scafisti minacciano di dar fuoco a loro stessi, alle carrette del mare su cui trasportano i migranti da una sponda all'altra dei canali di Sicilia e ai disperati che si imbarcano per approdare sulle nostre coste. Un salto di qualità nell'attività criminale dei timonieri dei clandestini che ha fatto scattare l'allarme a Lampedusa. Un egiziano finito subito in manette dopo aver portato sulle coste dell'isola siciliana 47 persone su una barca di legno lunga appena 10 metri, non si è adeguato all'ordine dell'unità navale della Guardia di Finanza di arrestare la navigazione intimandogli l'ALT. Ha scelto di versare su se stesso, sull'imbarcazione e sui migranti una tanica di benzina, minacciando i soccorritori che se non si fossero allontanati avrebbe dato fuoco a tutti, inclusi i militari delle Fiamme Gialle. Solo dopo il pronto intervento dell'unità sul posto l'uomo è stato fermato e portato in carcere. Infatti dovrà rispondere anche di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo che gli investigatori hanno ascoltato i naufraghi e quasi tutti lo hanno indicato come lo scafista di turno. Ma a preoccupare le forze dell'ordine è soprattutto la reazione dell'egiziano, che non ha esitato a minacciare i militari svuotando la tanica di benzina. La tensione che si respira sull'isola è dunque alta e questi episodi sono l'ennesima dimostrazione che le nostre forze dell'ordine rischiano anche la propria incolumità nelle operazioni di salvataggio e di trasporto a terra. Paginone quest'oggi, a pagina 12 del quotidiano Libero, che parla anche di Islam violento a Cremona. Pestata perché mangia un panino. C'è il Ramadan. Una giovane italiana presa a schiaffi sul bus da 2 magrebine che aggrediscono anche l'autista. La Sardone, follia. Lorenzo Cafarchio scrive: Maranza in gonnella. Le quote rosa sono una costante. Potevano quindi mancare nella fascia Tamarri di seconda generazione? A Cremona, sull'autobus della linea G, corre il pullman Cremona-Spinadesco. Sono 25 fermate, andata e ritorno. Durante lo scorso martedì grasso, 2 ragazze minorenni iniziano a litigare con una terza giovane. L'atto del contendere è curioso perché bisticciano attorno a un panino. Nessuna celiachia, ma un'intolleranza ben peggiore. Non puoi mangiare, c'è il Ramadan. Gli epiteti ve li risparmiamo per decenza d'inchiostro. Vola anche uno schiaffo. A quel punto tutta la corriere è allarmata e chiama in causa l'autista. Erano delle ragazze, afferma il conducente alla provincia di Cremona. Dallo spicchietto retrovisore ho visto, tutto è nato perché le 2 ragazze straniere se l'erano presa con una giovane italiana che stava mangiando un panino. Qua mi fermo, ma l'articolo prosegue, ragazzi, anche con il commento, potete immaginarlo, di Silvia Sardone, eurodeputata della Lega. L'ultima segnalazione, siamo sempre sul quotidiano Libero, che commenta il piano arabo per rifare Gaza, ne abbiamo parlato proprio ieri, non piace neanche agli arabi. Il progetto di ricostruzione da 53 miliardi è il piano che non è quello dell'America di Trump, ma quello degli arabi. Gli Emirati e i Sauditi sembrano perplessi sulla possibilità di lasciare i palestinesi nella striscia, perché questa è l'alternativa. Trump li voleva spostare e poi ce li rimettiamo, certo, ma questi ce li vogliono stare. Temono
che resti anche Hamas e si impadronisca del denaro come fa con gli aiuti. Ma guarda un po', scrive Matteo Legnani oggi sul quotidiano Libero, ci voleva Donald Trump per smuovere i paesi arabi a formulare una proposta per la ricostruzione della striscia di Gaza, alternativa alla sua, e a sganciare miliardi di dollari per farlo. È stato infatti solo dopo che il presidente americano ha presentato il suo piano per realizzare una Middle East Riviera che prevedeva la rimozione dei palestinesi dalla striscia e la loro delocalizzazione nei paesi limitrofi, Egitto, Giordania, Siria, tutti contenti di accoglierli, che i 22 stati appartenenti alla Lega Araba hanno convocato un summit di emergenza che si è tenuto martedì al Cairo, mettendo sul piatto 53 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza. Il progetto comprende la realizzazione di nuovi edifici pubblici, ospedali, 200.000 unità abitative e non prevede che i 2,1 milioni di palestinesi che vi si trovano debbano essere spostati nei paesi limitrofi, come invece aveva previsto il piano illustrato un paio di settimane fa dall'amministrazione americana. Il presidente egiziano El-Sisi, che ha ospitato il vertice, ha tenuto a precisare come questo non sia un progetto anti-americano. Il presidente Trump e la sua amministrazione hanno avuto un ruolo decisivo nel raggiungimento del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Per questo confidiamo che il contributo del presidente Trump prosegua anche per assicurare l'avvio della seconda fase della tregua, bla 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 bla. Tuttavia, il progetto sponsorizzato dalla Lega Araba non è stato accolto positivamente dall'amministrazione americana, che ha fatto sapere che il presidente è fermo nella sua intenzione di trasformare la striscia in una riviera, bla 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 bla. Nella stessa linea si è espresso anche Israele. Tra i 22 stati della Lega Araba, però, ci sono forti perplessità circa gli esiti del piano. Sarebbero stati espressi anche da Arabia Saudita, Emirati Arabi, due attori chiave della regione, chiaramente, e insomma, praticamente si dice, ma nulla è chiaro riguardo al disarmo di Hamas. Tanto che il gruppo terroristico ha dato la sua approvazione al piano del Cairo, sicuro del fatto che almeno una parte di quei 53 miliardi di dollari finirà nelle sue tasche, perché Hamas resta lì. E insomma, che ne pensate? Chiaramente tra gli argomenti sul piatto, anche se ormai si parla soltanto di quello che dirà la Meloni questa mattina in Europa, 340-6709-659, ma siete lì che aspettate? Dai che apriamo le linee, 029294 7222 per entrare in onda con Sammy Varin e commentare le notizie del giorno. Intanto in Iran lo frustano 74 volte perché ha cantato una canzone antivelo. Il cantante iraniano Mehdi Yarrai, io lo vado a cercare poi se c'è e la trasmettiamo la sua canzone, ha ricevuto 74 frustate come parte della condanna per una canzone che invitava le donne a togliersi il velo durante le proteste del 2022. Mehdi, scritto M-H-E-H-D-I, Yarrahi con la Y, lo cerchiamo e lo mandiamo in onda tra gli artisti indipendenti. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, sono notizie da brivido, speriamo che non arrivi come in Francia. Queste notizie qua, da noi tra il panino e quel caso qua... è l'ombrellino. Ecco, allora senta, io ho chiamato per i dazi americani, signor Sammy. Allora, secondo me Trump ha semplicemente ricordato che anche in politica nessun pasto è gratis. E da quando mi sembra che è caduto il muro di Berlino, che gli USA da Obama a Biden, passando per Trump, mi sembra che è stato eletto nel 2017-2021, chiedono a noi europei, sottolineo a noi europei, di provvedere a noi stessi. Nessuna sorpresa, signor Sammy, perciò che Trump abbia preteso che l'Europa basti a se stessa per la sua sicurezza. La vera sorpresa sta nella strategia, secondo me, politica, con cui il Presidente degli Stati Uniti sta portando a compimento la sua decisione, in parole povere, di sgombero militare dal vecchio continente, che ci siamo dentro anche noi, naturalmente. Signor Sammy, i vari Macron, Starmer e la stessa Meloni, nei loro colloqui col Presidente americano, mi sembra, farebbero bene a far leva
su questo argomento. Bisognerebbe far capire al contempo a Trump, ripeto a Trump, che senza l'Europa non esiste non solo l'Occidente, ma nemmeno l'America First. Se gli Stati Uniti in questi 80 anni sono stati la potenza che sappiamo, a Vicenza poi lo sanno benissimo che è già da diverso tempo che c'è il comando americano, lo sono stati anche perché hanno saputo essere interpreti di quei valori e di quell'idea di civiltà liberale e democratica che sono l'identità dell'Occidente. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. Brava questa ascoltatrice, e chiaramente ci risentiamo alle 11. Oggi avremo nel qui Parlamento il senatore Claudio Borghi Aquilini proprio sull'argomento riarmo nazionale, piano di difesa europeo e quello che potrebbe dire oggi la Meloni in Europa. 0292947222, potete entrare in onda e dire la vostra senza filtri né censure. Siamo Radio Libertà. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Una brevissima menzione al ragazzino di 13 anni di Verona che secondo me ha insegnato una cosa fondamentale, ed è una frase di Rosa Luxemburg, icona del socialismo europeo. La libertà nasce dalla libertà di dissentire, cosa che non esiste più in Europa, perché se lo fai sei il peggio del peggio. E un grazie anche al cantante iraniano che si è beccato le 74 frustate. Pensate il coraggio che bisogna avere in quel paese per dire e fare contro il governo che terrorizza quel paese dal 1979. Allora, torniamo all'Europa. Il discorso è molto breve. Mi sono perso i miei discorsi, vabbè, comunque non importa, niente, te lo dirò domani, Sammy. Non mancano gli argomenti quando si parla di Europa, guarda. Grazie. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? C'è in linea probabilmente un tuo collega di militare. Ciao Sammy, sono Marco da Torino, ho saputo che tu eri carista. È vero. Bravo, se posso chiederti dove l'hai fatto? Certo, a Lecce ho fatto il CAR di 2 mesi e poi mi hanno spostato a Sgonico sopra Trieste. Allora praticamente ho fatto lo stesso iter, molto dopo di me perché tu sei giovanissimo, io ho fatto a Lecce, poi mi hanno spostato a Merano e da lì sono diventato leghista. Vai, è vero, serve il militare. 75, quindi posso dirti anche l'età che ho 70 anni battuti e niente, comunque sono diventato leghista perché quando non esisteva nemmeno un afflato di Umberto Bossi, perché mi sono reso conto come poteva stare insieme l'Italia, che io l'ho visitata tutta, ho conosciuto tantissime persone bravissime e meno brave di tutte le regioni, e un caleidoscopio così, un mosaico così di etnie, in senso buono ovviamente, non l'ho mai visto, cioè comunque questo è un corollario. Comunque terzo squadrone Cari M47. Senti, volevo dirti che c'è stato un commento su Macron, no, che alle mie normal quello lì basta vedere chi è sposato, ma guarda che ha detto una cosa giustissima, io non vorrei essere diciamo troppo spietato, tranchant, però è appurato che degli uomini giovani che sposano delle donne mature e chiaramente non bellissime eccetera, non è che abbiano dei problemi, semplicemente non hanno potere decisionale, sono dei bambocci che si lasciano guidare, ma io ne ho esperienza personale, non io, ma ho conosciuto alcune per cui è una cosa giustissima. Il problema è se queste persone, questi maschietti rimangono nell'anonimato, assolutamente non fanno danni, ma se raggiungono le vette del potere addirittura di una nazione importante fanno danni, ed è quello che si sta puntualmente verificando. Niente, ciao, ti ascolto. Grazie, è sempre un piacerone sentire i vostri pareri. Dai, ditemelo. 0292947222. Un'altra chiamata, pronto? Buongiorno Sammy, sono Luca da Colico. Ciao. Io volevo dire al presidente Macron che segnalargli che il pericolo Russia non esiste in Europa, perché non c'è nessun'altra popolazione russofona che è stata vessata dal suo governo e dove c'è stata una guerra che ha fatto più di 10.000 morti prima che venisse l'invasione russa, perché ricordiamoci che la guerra è dovuta alla politica del governo ucraino nei confronti di Crimea e Donbass. Detto questo, io dico che al ministro Crosetto e a Giorgetti che ci sono i miei 1.000 euro se volete potenziare la difesa italiana, come vuole il presidente Trump, no? Dice difendete da soli, benissimo.
Però io do 1.000 euro, però negli Stati Uniti fanno come Baglioni, cioè 10.000 soldati americani che ci sono da 80 anni sul nostro territorio perché abbiamo perso la seconda guerra mondiale, e tutte le loro basi fanno come Baglioni, se ne vanno fuori dai coglioni, perché se noi dobbiamo pensare alla nostra difesa, allora gli USA se ne vanno via dal territorio americano e portano via, che ci stanno occupando da 80 anni. Perché la domanda è, ma scusate, dopo 80 anni che è finita la guerra, il fine pena mai? Quando è che se ne andranno gli americani dal nostro territorio? Perché se noi siamo un obiettivo potenziale di un altro nemico che potrebbe essere la Russia, lo siamo semplicemente perché ci sono i missili americani e le basi americane che usano il nostro paese come una portaerei per il Mediterraneo. Quindi noi paghiamo, io pago 1.000 euro, però voi americani ve ne andate fuori dai coglioni. Grazie. Ti ringrazio, Sammy. Chiarissimo, direi, più chiaro di così. C'è un'altra telefonata, l'ultimissima, pronto? Sì, buongiorno Sammy, ciao Antonella. Prego. Allora, l'uccello che è arrivato, il classico uccello padulo è arrivato e vola, sappiamo dove, all'altezza di cosa. Volevo dire, tranquillizzare anche l'ascoltatore di prima, forse lui si riferisce all'America di prima. Trump, secondo me, dalle mosse che sta facendo con la sua amministrazione, sta portando già via i suoi soldati, perché il suo obiettivo è quello di chiudere le basi e è quello di sicuramente di far saltare la NATO, che non ha più senso di esistere. Ma io telefonavo per dire non preoccupiamoci, non abbiamo paura, è tutto un bluff, è tutto come quando è successa la pandemia, l'ha detto giustamente oggi La Verità. Questi vogliono sempre terrorizzare, tenere sotto terrore il popolo italiano e i popoli europei per poter fare i loro sporchi giochi, che sono sempre o a livello economico, perché poi c'è sempre qualcuno che ci mangia e ci guadagna. Quindi non abbiate paura, non abbiamo paura, non facciamoci terrorizzare, sono tutte balle come quelle della pandemia che vi hanno rincoglionito un anno con il terrore per far fuori un po' di persone e per portare avanti i loro sporchi giochi e interessi, e questa è la stessa strategia. Ormai la gente penso che l'abbia capito, la loro strategia è il terrore, la paura, perché con la paura la gente non reagisce e loro possono fare e disfare le porcate, le porcherie che vogliono. Grazie cara, e sarà quel terrore che probabilmente cercheranno di trasmetterci anche oggi in Europarlamento, in commissione e da quelle parti. Sto per andarmene certamente, e tra poco l'editoriale del nostro direttore, e nel frattempo però, come riempitivo per qualche minuto, ascolterete proprio la canzone del cantante iraniano Mehdi Yarrahi, che gli ha fatto prendere 74 frustate per avere invitato le donne a togliersi il velo. La canzone in questione si intitola Rosarito, che in persiano significa il tuo velo, in cui Yarrahi, questo cantautore, invitava le donne iraniane a togliersi l'hijab, mostrando il suo sostegno alle proteste che hanno scosso il paese nel 2022. Va in onda adesso. Io vi ringrazio per il gentile ascolto, ma ritorno alle ore 11. A dopo. Dopo la sigla, certo, dopo. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,